I territori esprimeranno la loro posizione e ne parleremo. La sostanza però, permettetemi, di tutta questa cosa è che oggi mancano i denari per realizzare quell'opera. Non ce li ha la provincia, non ce li ha la regione. Va subito al nocciolo della questione Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, nei giorni in cui si registra lo scontro tra sindaci del territorio e Veneto Strade sui tracciati del nuovo ponte di Vidor. Due visioni diverse dell'opera con costi anche diversi. Marcon, accanto all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, è stato destinatario di una lettera firmata da Silvano Vernizzi, direttore della società che si occupa di viabilità, dove si chiede a regione e provincia di prendere posizione. Missiva che ha portato un chiarimento tra la vicegovernatrice e il numero uno di Veneto Strade. Credo che ci sia stato un eccesso di zelo da parte dell'ingegner Vernizzi che, considerando che il progetto è stato cofinanziato anche dalla Regione del Veneto, perché la Regione del Veneto ha stanziato 200.000 euro per fare il progetto di fattibilità tecnica e economica, si sia sentito in dovere di informare la Regione su quanto stava accadendo. Però, sentito l'ingegner Vernizzi sulla lettera, anche lui ha convenuto che il ponte di Vidor e la nuova infrastruttura è una competenza provinciale e quindi è la provincia che deve decidere quale sia il progetto più corretto. Insomma, il tratto, dice esplicitamente De Berti, è di competenza provinciale, provincia che dal canto suo non si tira indietro, con Marcon che crede ancora nel dialogo. Di fatto oggi non c'è un'ipotesi progettuale alternativa, c'è come chiamarlo, uno schizzo su un pezzo di carta, non sono stati fatti il progetto, lo studio di fattibilità nuovo, non esiste, bisogna partire da quel documento quando sarà fatto ed eventualmente porvi anche lì delle prescrizioni. Noi dobbiamo solo sfruttare l'opportunità di darci uno strumento che ci consenta, laddove intervengano dei canali di finanziamento, di essere pronti a coglierlo, a risolvere un problema che c'è. Tenersi pronti quindi a ogni eventualità, certo le chance di farcela sembrano limitate. Il governo, spiega De Berti, sta investendo prevalentemente sulle manutenzioni dei ponti anche dopo il crollo del Morandi. Che possibilità ci sono? Non ve lo so dire. Sicuramente in questo momento la possibilità di avere grossi investimenti non è sicuramente dietro l'angolo.